Bentornati a Call Center Cortesia, versione di coppia Duilio e Ine, pronti a sentire i vostri problemi, ma ricordatevi per farvi capire che stare bene in coppia si può. Siamo qui giusti miei per fare sta bueada qua? Che proviamo? Ne abbiamo ancora capito, ma non è che non dobbiamo capirlo noi, allora non lo deve capire nessuno. Certo, non stiamo a baruffare subito, però perché stiamo a parlare di amore. Sì, parlare sì, stiamo a parlare di amore, cerca di moarga che così non devo d'accordo. Chi c'è in linea, pronto? Buonasera Duilio, buonasera Ine, sono Gigi. Ciao Gigi. Ho visto che proponete dei test per verificare lo stato di salute della coppia. Sì, esattamente. Mi potete spiegare bene come funzionano? Allora, ci sono qui dei test molto semplici che servono proprio per vedere se una coppia è in crisi, basta che risponda alle domande del nostro quiz e ogni barlume di speranza si spegne. Ecco. Però ricordati che Gigi, caro, dalle ceneri si può rinascere, un po' come la storia dell'araba felice, no? Fenice, no felice. Fenice. No, felice. No felice. Mi sono sempre domandato perché era contenta di essersi bruciata. No. Il tuo cervello a essere bruciato. Andiamo avanti, caro Gigi. Allora, per farti vedere come funzionano i nostri testi, faremo vedere io e Duilio, va bene? Ecco. Sei pronto? Sì. Allora, Sì. prima domanda è per i maschietti. Vai, Sì. Duilio, scomincia. Allora, i rapporti sessuali con sua moglie sono A. Non troppo frequenti, B. Frequenti, C. Di routine. Di routine. A me se blocca, dice, stiamo qua guardo altro che routine. Simpatico. No? Per lei, preparatevi, donne. Allora, i vostri rapporti amorosi più selvaggi sono come A. 2 leoni, B. 2 gattini, C. 2 elefanti. Mi diria D. 2 dinosauri estinti. Al limite sei un velociraptor. Va bene, lasciamo stare. Per te tua moglie è come A. Una principessa, B. Una regina, C. Una fata. Beh, io direi senza dubbio che per me mia moglie è una fata. Sul serio? Sì, fata ma è. Ecco. Guarda quanto cancaro che te deve essere. Io invece direi che mio marito, guardarlo così, è un uomo distinto. Grazie. Distinto mi veniria da coparte, guarda. Coparte! E per stasera è tutto, arrivederci.